Dopo una notte di interrogatori, i carabinieri di Crotone hanno arrestato un imprenditore edile, Domenico Gallo, accusato di aver ucciso lunedì scorso a Cutro e con 2 colpi di fucile a pompa sparati a bruciapelo Carmine Bonifazio, imprenditore zootecnico di 42 anni. Secondo gli inquirenti l'uomo era un suo intimo amico ed il movente sarebbe legato ad una presunta relazione che la vittima aveva intessuto con la moglie dell'omicida, scoperta leggendo alcuni SMS su un cellulare riservato che la donna nascondeva in una borsetta e che le era stato regalato dall'amante. Il commissario per l'emergenza ambientale in Calabria, Graziano Melandri, si è dimesso. Melandri ha lasciato l'incarico in seguito agli eventi giudiziari relativi alla discarica di Ali a Catanzaro che hanno portato il sindaco della città Traversa a requisire l'impianto per la sua riattivazione. L'inchiesta è quella denominata Pecunia non olet, coordinata dal sostituto procuratore Carlo Villani e dall'aggiunto Giuseppe Borrelli, che ha portato all'arresto di 5 persone, il sequestro di beni per 12 milioni di euro e la richiesta di interdizione proprio per l'ex commissario Melandri. Grandi personaggi si alterneranno sul palco della 4ª edizione del Calabria Film Festival, il cui programma è stato illustrato ieri pomeriggio a Palazzo Alemanni, dal presidente della Fondazione Calabria Film Commission Gianluca Curti, dall'assessore regionale alla cultura Mario Caligiuri e dal direttore artistico Alessandro Russo. La kermesse, che si terrà a Vibo dal 14 al 17 dicembre, vedrà sul red carpet anche la presenza di diversi attori di fama, tra cui Asia Argento, che sarà impegnata in un DJ set The Doors Are Open. Tra le iniziative in programma anche una mostra intitolata C'era una volta il western italiano, Sergio Leone, Clint Eastwood e gli spaghetti western, e la rivisitazione del sito della Film Commission. Prosegue in Calabria la manifestazione 150 anni dell'Unità d'Italia, le ragioni degli altri, promossa dalla Regione, assessorato alla cultura e attuata dall'Arci Lamezia Terme Vibo Valencia. Ieri Crotone, nel 6º appuntamento dell'iniziativa, ha ospitato 3 eventi e la mostra fotografica itinerante 150 Italia Unita. Si è svolta alla Sala Raimondi l'incontro con Massimo Teodori, storico e saggista, già parlamentare radicale, noto per le sue battaglie laiche e contro la corruzione politica, autore del libro Risorgimento laico. Da 4 giorni l'ultimo film The Twilight Saga Breaking Dawn parte 1 è finalmente nei cinema di tutto il mondo per raccontare, tra fiori d'arancio, scene piccanti e una gravidanza in attesa, la prima dell'ultima parte della romantica epopea adolescenziale che tanto ha appassionato milioni di giovani spettatori e non solo. Breaking Dawn parte bene al botteghino italiano ma non benissimo. Gli incassi della prima giornata, mercoledì 16 novembre, sono infatti stati eccellenti ma al di sotto dei 2 capitoli precedenti della celebre saga vampiresca. Il film ad oggi ha raccolto 971.000 euro. L'esordio di mercoledì è stato di 1.073.000 euro, raccogliendo 2.700.000 in 48 ore, un dato che sicuramente è destinato a salire nel weekend.